Lo dico al Ministro, continui pure così, nel frattempo magari le grandi navi decideranno altri porti, decideranno altre destinazioni, porteranno la ricchezza, l'economia, l'indotto in altre regioni, tanto chi se ne frega anche se non facciamo economia. Sono passati anni e governi da quando si è cominciato a discutere dell'opportunità e delle modalità del passaggio in laguna delle grandi navi. Sono trascorse settimane da quando la tragedia sfiorata sul canale della Giudecca ha imposto una drammatica accelerazione alla presa di una decisione. Nessuno vuole più le grandi navi sul bacino di San Marco, ma la formazione di due fazioni, Regione e Comune di Venezia per l'attracco a Marghera, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Chioggia per l'attracco nel porto clodiense, oltre a portare a mille la polemica, ha di fatto determinato una situazione di stallo. Siamo andati al Comitatone, eravamo presenti tutti, c'ero anch'io. Lì c'erano tutti i ministri del loro governo, il centro-sinistra, quindi neanche un governo amico. Abbiamo individuato delle scelte possibili, adesso viene il ministro e propone delle scelte, perché quelle di Chioggia lo sanno anche i topi ragno che non è una scelta fattibile. Allora, se tu continui a perseguire una scelta che non è attuabile, tu stai già dicendo di no. Il ministro Toninelli ha incontrato il presidente Zaia, con il quale addirittura d'arrivo per la nomina del commissario straordinario che garantirà il completamento del Mose, ma sulla croceristica le posizioni appaiono distanti. Severissimo il giudizio dell'assessore Marcato, secondo il quale col suo atteggiamento il ministro sta facendo perdere una grossa occasione all'economia del Veneto. Allora lo dice però ai veneti, lo dice agli economisti, lo dice ai lavoratori, lo dice ai baristi, lo dice agli albergatori, lo dice che a lui non interessa portare ricchezza in Veneto e siamo tutti felici e contenti, ma lo deve dire ai veneti però.